5 gennaio, giornata di Panevin in giro per il Veneto e per la prima volta anche la manifestazione di Prato della Valle si è aggiunta alla lista. Un cambio data dettato dall'esigenza di salvaguardare il mercato del giorno seguente, che ha visto ugualmente importanti presenze. Molti i bambini che nel primo pomeriggio sono accorsi ad acclamare la propria calzetta offerta dai supermercati PAM. Sul palco ad animare la giornata i volti della Daigo Music School, presentati da Filippo Ferraro di RDS, Chris Lirussi e Matteo Dem di Radio Peter Pan. Poi alle 18 il tanto atteso Rogo de Aveccia, allestito in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, atteso dai bambini per la propria maestosità e dai più anziani per le previsioni. Le faille sono andate verso ovest, quindi, come recita il detto, faive a ponente, panocce niente. Un anno di magra, insomma. Quest'anno, inoltre, con la cioccolata calda e le altre bevande, sono stati raccolti fondi per la casa di fuga del comune di Padova. Prato della Valle è chiuso anche per questa ricorrenza con varchi di cemento e forze dell'ordine per garantire la sicurezza delle circa 20.000 persone pervenute. Sfishammer Channel News, Padova.